Aderire all'indicazione facoltativa prodotto di montagna per i produttori italiani significa rispettare le prescrizioni del regolamento 665 del 2014 e dei decreti attuativi del Ministero. In particolare, per poter utilizzare il logo prodotto di montagna, un produttore deve ufficializzare l'adesione all'indicazione facoltativa inviando apposita domanda alla regione competente, garantire attraverso il mantenimento della rintracciabilità la provenienza da zone di montagna di materie prime, mangimi e ingredienti dei prodotti di montagna. Mantenere separate le linee produttive e di trasformazione dei prodotti di montagna dalle produzioni ordinarie o aderenti ad altri regimi di qualità. Né il regolamento né i decreti attuativi del Ministero, tuttavia, richiedono che il rispetto delle prescrizioni sia certificato da un soggetto esterno responsabile di verificare in modo indipendente l'effettivo adempimento alle prescrizioni. L'assenza di un controllo di terza parte, seppure consenta di contenere i costi, genera, d'altra parte, alcune difficoltà per l'imprenditore agroalimentare perché richiede l'istituzione a livello aziendale di un sistema di autocontrollo interno capace di garantire la verifica preliminare e il monitoraggio costante del rispetto dei requisiti per i prodotti di montagna, anche al fine di eventuali accertamenti da parte degli organismi di controllo ufficiali. Il progetto Top Value, pertanto, fornisce ai produttori della filiera lattiero-casearia, per la quale il rispetto dei requisiti normativi appare più articolato, alcune linee guida, ovvero strumenti di natura orientativo-decisionale e procedurale, che da un lato semplifichino tale verifica preliminare e dall'altro rendano più efficaci le procedure di autocontrollo. I primi vogliono dare un pronto riscontro alla domanda: con la mia produzione attuale posso aderire al prodotto di montagna? Per aiutare il produttore nella risposta sono stati definiti schemi, differenziati per la fase produttiva e di trasformazione, che attraverso una serie di domande successive permettono di capire in modo speditivo se è possibile aderire all'indicazione facoltativa. Le domande consentono via via di appurare se, di fatto, sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma, soffermandosi in particolare sull'origine montana dei mangimi somministrati agli animali negli allevamenti. La provenienza dei mangimi, infatti, risulta essere uno dei requisiti più difficili da valutare per i produttori. A tal fine, il progetto Top Value parte dall'affermazione che un'azienda di montagna autosufficiente nella produzione dei foraggi somministrati agli animali dimostri automaticamente la provenienza montana dei mangimi. Ciò assunto, il progetto ha voluto quindi individuare un indicatore di pre-screening per le imprese per determinare l'autosufficienza aziendale. Esso è basato sul parametro di carico aziendale. Dalle indagini condotte durante il progetto emerge che gli allevamenti con carico aziendale uguale o inferiore a 1,6 uba per ettaro sono autosufficienti nella produzione e somministrazione dei mangimi. In sintesi, il produttore che intende aderire al prodotto di montagna deve quindi verificare la localizzazione dell'allevamento e dei terreni, compiere un pre-screening sull'autosufficienza aziendale con il parametro del carico aziendale, applicare il diagramma di flusso per indirizzare la scelta aziendale, ricordandosi che per le aziende biologiche con i terreni e i pascoli in area montana è automaticamente garantito il rispetto dei requisiti per il prodotto di montagna.
Ovviamente, una volta effettuata la scelta verso il prodotto di montagna, il produttore è tenuto al rispetto costante della rintracciabilità e a una corretta tenuta dei libri aziendali per dimostrare la provenienza montana dei mangimi in caso di controllo dagli organismi ufficiali. In relazione alla gestione dei caseifici, il progetto Top Value ha definito un diagramma speditivo per orientare la scelta verso l'adesione al prodotto di montagna basato sulla verifica della separazione delle linee produttive e di trasformazione del latte di montagna rispetto a produzioni ordinarie o aderenti ad altri regimi di qualità, nonché sulla verifica che l'intero processo di trasformazione avvenga in area montana. Inoltre sono state messe a punto linee guida da adottare nella prassi aziendale per definire il livello di verifica da applicare sui conferitori. È importante, infatti, verificare che i requisiti di provenienza montana siano rispettati lungo tutta la filiera, pertanto anche a monte nella produzione della materia prima latte. A tale scopo, Top Value fornisce checklist e questionari che permettono una qualificazione del conferitore e una stima della sua affidabilità in termini di capacità di fornire una materia prima di montagna. Una volta verificata la qualifica e l'affidabilità del conferitore, il gestore del caseificio potrà utilizzare un modello di impegno predisposto da Top Value da far sottoscrivere allo stesso conferitore a garanzia della piena e sistematica osservanza ai requisiti normativi relativi al regolamento 665 del 2014.